Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. Quale presidente del circolo di AN sono contento di vedere così tanta gente che si sente. Questo è l'unico incontro nella Bassa Veronese per illustrare questo provvedimento che fra l'altro cade in un momento proprio topico per quanto riguarda l'economia e l'andamento economico della nostra regione e dimostra la sensibilità dei nostri governanti regionali, in particolare dell'assessore di riferimento, che va incontro all'esigenza di famiglie che non ce ne fanno più a pagare l'affitto perché abbiamo tante rate di questi tempi, e per dare un contributo anche alle giovani coppie che vorrebbero stare a casa ma non hanno le disponibilità finanziarie o perché sono precari o per altri motivi. Come dicevo, è l'unico incontro che facciamo nella Bassa Veronese e ci sostituiamo con questo anche alle amministrazioni che dovrebbero essere state loro le deputate a diffondere questo. Anche perché, dopo lo dirà benissimo Massimo, il tempo per fare le domande è molto stretto, perché le domande scadono oggi, a conoscenza di oggi, al 20 di dicembre. Questo è uno degli incontri che l'Alleanza Nazionale ha convocato da un po' di tempo a questa parte, grazie all'attivismo del nostro circolo, in particolare del consigliere comunale Paolo Longhi, che ha preparato anche materiale per questa sera. Ricordo gli incontri sulle viabilità, l'ultimo fatto a San Vito un mese fa circa, che ha illustrato il progetto esecutivo delle variante attesa da molti anni da quel comune. Grazie proprio alle iniziative del circolo di Alleanza Nazionale di Legnago e del presidente di Veneto Strade, che è arrivato ora, Gastone di Nervini. Questo è l'incontro di questa sera, altri ne seguiranno, ma non necessariamente per la campagna elettorale, perché noi vogliamo continuare a mantenere l'unico modo che abbiamo per fare politica, un rapporto con la gente di un certo interesse. Passo ora le parole a Beppe De Luca, che farà altre due parole su questa iniziativa per acclarare l'argomento. Buonasera a tutti, colgo l'occasione per ringraziare Roberto Ropello, il presidente del circolo di AN di Legnago, l'amico Paolo Longhi e tutti i membri del direttivo che hanno reso possibile questa serata, e soprattutto grazie all'assessore Massimo Giorgetti. Questa serata è stata fortemente voluta qui a Legnago, ovviamente prima di tutto perché Legnago rappresenta sicuramente nel tessuto economico della provincia di Verona una realtà importante e fondamentale. Perché Legnago? Perché sicuramente è una delle realtà che sono molto sensibili anche a questo tipo di problematiche. Abbiamo avuto la possibilità di organizzare questo evento, buonasera, questo evento che è molto qualificante. Come diceva Ropello, questo tipo di iniziative avrebbero dovuto essere diffuse dalle amministrazioni locali. Qualcuno ha fatto e bisogna darne merito. Per esempio il comune di Ciarea ha istituito presso l'ufficio degli affari sociali un punto di riferimento dove la gente può tranquillamente rivolgersi per avere informazioni di natura tecnica, cosa che non ha fatto per esempio il comune di Legnago. Una scelta politica, oppure ha voluto diffondere questo tipo di iniziative esclusivamente a qualcuno. Nessuna polemica, solamente una evidenza importante. Questo evento perché? Questo è un segno tangibile di quello che sta facendo la Regione. Finalmente si va verso una direttiva di federalismo fiscale. La Regione è riuscita a cogliere quello che è un'esigenza reale di quello che è la congiuntura macroeconomica in questo momento,
molte famiglie hanno difficoltà a fine mese, soprattutto anche per chi come me ha figli e un mutuo da pagare. Ovviamente è un primo segno, perché sicuramente ci sono è un bando mirato a famiglie in difficoltà o a giovani coppie. E come circolo abbiamo anche messo a disposizione per chi lo vorrà tutto il testo della delibera di giunta, del bando e anche di tutta la modulistica. Chiunque fosse interessato qui c'è tutta la documentazione, se non fosse necessaria sarà mia cura inviarlo via mail anche in tempo reale, non c'è nessun tipo di problema. Lascio subito la parola a Massimo Giorgetti che potrà illustrare in dettaglio quello che è il contenuto del bando. Vi ringrazio e vi auguro buona serata.